Un tranquillo lunedì pomeriggio, come tanti, ci troviamo lungo il viale che collega Montegrotto ed Abano Terme, alle porte di Padova, verso l'orario di chiusura degli esercizi commerciali, quei pochi aperti il primo giorno della settimana. Come una bottega specializzata in preziosi al cui campanello qualcuno suona. La porta si apre ed irrompe un individuo mascherato che impugna un'arma. Neppure tempo di riprendersi per il titolare, Giuseppe Latina, e la sua compagna, che appare un secondo soggetto pure irriconoscibile nei lineamenti ed armato. A questo punto succede qualcosa. Probabilmente i titolari capiscono che si tratta di armi giocattolo. Lei afferra un oggetto pesante e lo scaglia alla testa di uno dei malviventi, ferendolo. La coppia, che ingaggia una colluttazione con gli aggressori, nella quale pure Latina si ferisce al capo, riesce a chiudersi in bagno e a dare l'allarme. I rapinatori sono praticamente bloccati nella gioielleria, provano a sfondare la vetrina a colpi di una mazza trovata nel locale. Avevano già arraffato monili e preziosi per 10.000 euro, riescono a trovare la chiave, vista la resistenza del vetro pure in frantumi, e ad uscire, dove li attendeva un complice. Un'azione violenta da ricostruire per i carabinieri della compagnia di Abano anche attraverso la scarsa videosorveglianza della zona. Un'azione che ripropone il tema della sicurezza nelle nostre città, come ci conferma una delle poche esercenti il cui negozio, a pochi passi dalla gioielleria, era ancora aperto al momento della rapina. Visto e sentito nulla. Nulla. Io mi sono accorta alle 7:30, quando sono uscita per portare fuori delle cose, che c'erano i carabinieri, che tra l'altro qui ci sono spesso perché sono amici dei nostri vicini, c'era il sindaco, c'erano dei colleghi fuori che parlavano e ho notato per caso che c'erano i vetri fuori della gioielleria. Punto. Visto e sentito nulla. Può succedere anche a me, non ho né firme, non ho né gioielli, però 100 euro in cassa li possono sempre trovare, e se ti va bene, se no 100 euro e qualche botta in testa. Concitato episodio è quasi analogo nella dinamica anche a Verona, dove in una tabaccheria di Borgo Roma, immediata periferia sud, due individui armati e a volto coperto hanno minacciato la titolare, intimandole di consegnare l'incasso. L'interessata ha pensato ad uno scherzo. I malintenzionati hanno esploso 3 colpi da una delle pistole caricate a salve, spingendo a terra la giovane, una ragazza di origini cinesi cresciuta a Verona. A quel punto è intervenuto il fratello, che ha scagliato una sedia verso i malviventi, costringendoli alla maldestra fuga. Uno ha anche urtato uno scaffale espositivo, dopo aver esploso altri colpi. Delle indagini si occupano i carabinieri.